Presidente del Comitato Tutela Salute Ambiente della Varesina, di cui Massimo Gianangelo è Presidente, quindi seguo da molti anni questa vicenda veramente che ha dell'incredibile. Adesso abbiamo la possibilità in più perché siamo entrati in Parlamento, quindi io prendo un'assunzione e un impegno con voi oggi, che è quello di portare in Parlamento questa problematica, perché il comportamento del Presidente Spacca ha dell'incredibile, è veramente una cosa assurdo il comportamento suo, della Giunta, di Comi, di cui si parlava prima, perché veramente sembra che queste persone non sappiano di cosa stiamo parlando. Cioè dicono sì, dobbiamo prendere consapevolezza di questa problematica delle biomasse, ne parleremo dopo, più in là. Addirittura hanno detto dobbiamo sentire i sindaci. Cioè veramente allucinanti, i sindaci fino ad oggi si sono sempre espressi su quello che stava succedendo nei loro territori, hanno fatto ricorsi al TAR, hanno addirittura denunciato le violazioni che avvenivano all'interno dei procedimenti, perché si sono svolte, non tutti, ma molti sì, comunque i sindaci hanno preso posizione nei confronti di quello che stava succedendo, ma dire dobbiamo sentire i sindaci vuol dire che questa gente... dire dobbiamo sentire i sindaci vuol dire che questa gente non sa o non vuole sapere di che cosa stiamo parlando. Allora, siccome il Presidente Spacca veramente in maniera quasi diabolica sta andando avanti, e siccome io faccio parte della Commissione Giustizia del gruppo del Movimento 5 Stelle in Parlamento, prendo un impegno con voi oggi e prego anche la stampa di sottolineare questa cosa, perché porteremo questo comportamento assurdo in Parlamento, lo porteremo dinanzi alla Commissione Giustizia e chiederemo risposte su questo comportamento assurdo che Spacca e la sua giunta e tutto il Consiglio regionale, perché nessuno si prende apertamente le responsabilità di quello che sta succedendo. Quindi lo porteremo dinanzi alla Commissione Giustizia, chiederemo conto di questo comportamento e eventualmente chiameremo anche Spacca a rispondere direttamente in Parlamento di quello che sta facendo. Questo è l'impegno che prendiamo con la collettività, lo prendo anche personalmente perché prima che parlamentare sono cittadina e queste questioni relative alle cose, alle problematiche ambientali sta veramente a cuore, quindi questo è un impegno. Seconda cosa, siccome i parlamentari rispondono soltanto quando si chiede una responsabilità personale, noi nelle numerose diffide che abbiamo fatto e anche tra l'altro dalle nostre ha chiamato alla responsabilità personale i singoli consiglieri regionali, quindi vediamo chi chiederà i danni, se le aziende, se i cittadini, ma si ricordino questi signori che a pagare non saranno sempre i cittadini, ma saranno loro direttamente, saranno chiamati ad una responsabilità personale e pagheranno di tasca loro, quindi forse questa volta capiranno qualcosa, capiranno la gravità della loro situazione, soprattutto un'assenza veramente che grida vendetta da parte della collettività. Vogliamo e richiamiamo la politica alle proprie responsabilità personali. Grazie.